Allora, la seduta riprende. Chiedo ai colleghi di prendere posto. Siamo partiti, ci siamo lasciati dalla richiesta da parte dell'onorevole De Luca Antonio, che non vedo in aula. Onorevole De Luca. Dico, c'è la richiesta da parte dell'onorevole De Luca che è confermata di rinvio in commissione. Se c'è qualcuno che vuole parlare, se c'è qualcuno che chiede di parlare, ci possono essere due interventi, uno a favore e uno contro. Grazie. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Se così non fosse, allora possiamo mettere in votazione la richiesta di rinvio in commissione. Chiedo ai colleghi di prendere posto. Ricordo che si vota per alzata e seduta. Chi è favorevole al rinvio in commissione resti seduto, chi è contrario si alzi. E allora è approvata. Comunico che il disegno di legge numero 319/97, discipline in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e della città metropolitana, è rinviato in commissione per lo svolgimento di approfondimenti. In esito a tali approfondimenti, qualora ritenuto necessario, la Commissione potrà elaborare eventuali proposte emendative da trasmettere all'Aula, che saranno esaminate congiuntamente agli emendamenti già presentati. Il medesimo disegno di legge sarà comunque reiscritto all'ordine del giorno dell'Aula nella seduta di martedì 6 febbraio 2024. C'è il congedo da parte dell'onorevole Pace. Con riferimento alla dichiarazione giudiziale di ineleggibilità alla carica di deputato regionale dell'onorevole Giuseppe Sebastiano Catania, pronunciata dal giudice di primo grado, ricordo che la stessa è stata successivamente sospesa in pendenza del ricorso in appello. Pertanto il periodo intercorrente tra l'emissione della pronuncia di primo grado e la notifica a questa Assemblea regionale del ricorso in appello da parte dello stesso deputato ha determinato la decadenza di firma di quest'ultimo dagli atti ispettivi e di indirizzo politico, come meglio specificato nell'allegato elenco, anche nel caso di eventuale trattazione degli atti parlamentari ivi menzionati. L'Assemblea ne prende atto. Quindi materialmente la decadenza delle firme di interrogazione alla numero 433 e la decadenza firma da mozioni numero 21, 27, 50, 58, 62, 70, 79 e 92. Pertanto passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Esame del disegno di legge 21 stralcio 3. Invito la prima commissione a insediarsi. Congedo dell'onorevole Gilistro. C'è anche il congedo dell'onorevole Gilistro e dell'onorevole Marano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca sull'ordine dei lavori. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, io ho chiesto, Presidente, al Presidente Galvagno, ho chiesto che mi portassero dei tranquillanti, perché l'adrenalina è andata al massimo ora che ho visto che si è materializzato il Presidente Schifani. Non ci eravamo abituati, ormai eravamo abituati al suo ologramma e durante la legge di stabilità, anche con sedute spiritiche, l'abbiamo invocato più volte, ma non abbiamo avuto il piacere che si materializzasse. Presidente Schifani, vi chiedo perché è qui.
Cosa deve tenere buona la sua maggioranza? La spartizione non sta andando a buon fine? Ci sono dei problemi all'interno della sua maggioranza? Forse è meglio coprire certe spartizioni e capire di tenere tutti buoni rispetto alla sua presenza durante la legge di stabilità, Presidente Schifani? Veda, l'abbiamo chiesto più volte di partecipare alla seduta. Abbiamo chiesto anche più volte che venisse squarciato questo clima di omertà sui fondi extraregionali. Lei se n'è infischiato. Lei era in quest'Aula, è venuto un attimo, poi ha dovuto partecipare al secondo festino più importante di Palermo, che dopo quello di Santa Rosalia era quella di Tamaio. Poi abbiamo visto anche le foto, perché Tamaio ci ha fatto venire l'acquolina in bocca a tutti. Caviale, champagne. E no, Presidente della Regione Siciliana, sono dispiaciuto, perché io devo dirle che è stato chiesto più volte la sua presenza. E chiedo al Presidente del Parlamento che si possa avere la possibilità, mi deve scusare l'irritualità, ma gliel'ho detto, l'eccitazione è tanta, visto il Presidente Schifani. Se il Presidente Schifani ci vuole degnare di una risposta su 3 cose che avevamo chiesto. La prima, perché ha fatto la trattativa privata con Salvini sui fondi FSC, con una semplice lettera, non aveva pubblicato neanche il verbale della giunta del 16 di ottobre, per la quale abbiamo dovuto fare un accesso agli atti, e dopo l'accesso agli atti sono stati pubblicati tutti i verbali da agosto in poi. Seconda questione: se intende dare conto a questo Parlamento dell'attuale situazione dei fondi extraregionali e del perché l'atto di coesione ancora non si è firmato, e quindi con tutta la programmazione che è ferma. Terza questione: e se vuole dare una spiegazione, cosa che abbiamo chiesto più volte, del perché ha declassato l'assessore Falcone a semplice ragioniere di sottoscala, togliendogli la delega ai fondi extraregionali e ai fondi e alla programmazione. Questi erano i 3 quesiti, e chiudo, Presidente, che più volte abbiamo posto in Commissione Bilancio e per la quale non abbiamo trovato mai risposta. Visto che oggi non abbiamo più l'ologramma, c'è materialmente il Presidente della Regione Siciliana, vediamo se il Presidente Schifani vuole battere un colpo e magari fissare un'apposita seduta nella quale questi argomenti che erano connessi alla legge di stabilità si possono una volta per tutte affrontare. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Chiedo all'onorevole Intravaglia di poter esporre la relazione rispetto a questo disegno di legge. Grazie signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge deriva, così come ricordato dagli uffici, dallo stralcio effettuato nella seduta d'Aula numero 79 del 14 novembre 2023 dell'articolo 5 dell'emendamento Gov1 presentato al disegno di legge 21A stralcio disposizioni finanziarie varie, modifiche di norme. Lo strumento legislativo esegetico in oggetto rinviene il suo fondamento nella necessità di porre rimedio ai contrasti giurisprudenziali che hanno dato luogo ad incertezza interpretativa della norma. Infatti, la lettera F del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951 numero 29, nel disporre la sanzione dell'ineleggibilità degli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, ovvero soggetti alla tutela e vigilanza da parte di essa, ha condotto a pronunce giurisprudenziali che sovente ne hanno travolto il senso, da qui l'opzione ermeneutica prescelta diventa l'unico strumento per riportare l'attività pretoria entro i più stringenti perimetri della norma interpretata. L'interpretazione autentica che qui si propone rientra tra i significati già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, così come ricordato anche da una sentenza della Corte Costituzionale 4 del 2024,
non apportando alcun carattere innovativo alla portata del precetto normativo, bensì unicamente chiarificatorio del reale intento del legislatore regionale. L'ineleggibilità, dunque, è chiaramente volta a sanzionare coloro i quali esercitano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale in istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti che si pongono in rapporto di dipendenza e strumentalità con la Regione Siciliana e che, pertanto, sono sottoposti a tutela e vigilanza della medesima. Ciò peraltro si pone in assoluta coerenza con il quadro normativo che disciplina la più mite sanzione dell'incompatibilità, così come ricordato l'articolo 10 quater della legge regionale 2051, introdotto poi dalla legge regionale 22 del 2007, laddove a venire rilievo è il rapporto di mera vigilanza esercitato dalla Regione, ovvero vale a dire quel controllo idoneo ad influenzare ma non determinare il processo formativo della volontà dell'ente. In tal caso, infatti, la citata norma di cui all'articolo 10 quater, come per la prima volta introdotto l'articolo 1,4 della legge regionale 22 del 2007, prevede l'incompatibilità dei deputati regionali laddove questi ricoprano cariche ovvero esercitino funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco, revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione Siciliana. Le superiori considerazioni, del resto, ben si armonizzano con il risalente e condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, che costituisce quindi deroga al precetto costituzionale di quell'articolo 51. Trattasi del criterio della cosiddetta stretta interpretazione, che comporta la necessità della identificazione precisa delle singole cause di ineleggibilità, con esclusione di un'applicazione analogica e ostensiva delle norme che la disciplinano. Le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile, del resto, sono ammissibili nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione, e come tale da contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, così come citato anche da una sentenza della Corte Costituzionale, che è la numero 141 del 96. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge si compone di due articoli, il primo che modifica appunto l'articolo 10 della legge 29 del 51 e poi invece l'articolo 2 che prevede l'entrata immediata in vigore della norma dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Grazie. Grazie onorevole Intravaglia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale sull'ordine dei lavori e poi l'onorevole De Luca sulla discussione generale. Sì, Presidente, signor Presidente della Regione, io penso che approfittando della presenza del Presidente della Regione, che saluto e che in questo momento non lo so se ringraziarlo o no, lo capirò durante la seduta, però io penso che su questo argomento, che è un argomento importante e delicato a tal punto che il Presidente è presente, io ritengo che il Parlamento debba conoscere il pensiero del Presidente. Io proprio vorrei sapere... No, mi scusi Presidente. Io vorrei sapere il Presidente della Regione che cosa ne pensa. E proprio prima di avviare la discussione generale, il pensiero di un uomo di Stato come il Presidente della Regione, perché è stato anche Presidente del Senato, su questa norma. Io, Presidente, ho bisogno di sapere qual è la sua idea, se questa è una norma utile, che va fatta, che la ritiene corretta o è una forzatura. Io almeno questo datecelo prima della discussione generale, visto che è presente, la possibilità di ascoltare il pensiero
del Presidente della Regione. Va bene, grazie. Adesso vedremo se l'assessore vorrà replicare o eventualmente il Presidente della Regione. Chiedo l'iscrizione dei colleghi per la discussione generale. Per primo aveva chiesto di intervenire l'onorevole De Luca Cateno. Campo. De Luca Antonio. No, Campo già l'ho messo. Cracolici. Ci sono altri iscritti ad intervenire? Di Pasquale, Catanzaro, Vasta, Lavardera, Di Paola, Miccichè, Sunseri. Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la lista degli interventi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca, prego. Grazie Presidente. Veda, le devo comunicare il clima di intimidazione che questa sera si registra in quest'Aula. Ora ho avuto un contatto con Radio Fante e mi è stato comunicato, sì, Radio Fante è studiato un po' di storia e così capirete di cosa si tratta, mi ha appena comunicato le motivazioni della presenza del Presidente Schifani. E sono veramente intimidito, perché lui è qua, perché deve guardare, Assessore Tamaio, tutti quanti, uno per uno, nelle palline negli occhi, deputati di questa maggioranza, perché ovviamente di pomeriggio più tardi alle 19 si mette il bollo sulla spartizione della sanità e quindi c'è tutto un andamento che troverà culmine stasera, anzi l'apoteosi per l'esattezza, nel travaglio, che non è il giornalista, ma finalmente si arriva a mettere il bollo su questa spartizione, che ovviamente non è basata sulla meritocrazia, è basata su ben altro. E il Presidente Schifani si è scomodato questa sera per venire qua a guardarvi tutti negli occhi. Allora, Presidente, siccome io non sono Bastian Contrario, però la presenza del Presidente Schifani è ovvio che può generare tante reazioni. La mia lo sa qual è? Io le ho annunciato, e l'ho annunciato in quest'Aula, che avremmo lasciato l'Aula in presenza del voto segreto. Certamente non speravo e non pensavo mai che il Presidente Schifani si scomodava per una cosa del genere. C'è il Presidente che non viene per la legge di stabilità, ora viene perché deve intimidire i parlamentari. E no. Vede, Presidente Schifani ha ottenuto un primo effetto. Io cambio idea. E lo dico qui al mio gruppo. Ed è l'effetto Presidente Schifani. Veda che beneficio che ha ottenuto, meraviglioso. Il Presidente Schifani ha ottenuto che il gruppo di Sud Chiama Nord, anche in presenza di voto segreto, rimarrà e voterà contro, anche perché questi atteggiamenti, la considerazione di uno scendiletto politico del Parlamento del Presidente Schifani, onestamente mi fa girare la testa. E quindi, visto il comportamento del Presidente Schifani, il quale continua ovviamente a pensare a come completare la spartizione, continua a non parlare, non è che per caso è un ologramma che è stato migliorato, è lui, però io non lo sento parlare, e ribadisco, batto un colpo Presidente, se c'è. Volevo annunciarle questo, che il gruppo Sud Chiama Nord, al cospetto della presenza del Presidente Schifani, se ci sarà un voto segreto, sarà qui in Aula e voterà contro. E se invece volete fare, alla luce del sole, una votazione palese nominale,
e lì agevoleremo la presenza di Schifani, che è qua per intimidirvi. Scusatemi, e io non è che posso agevolare questo comportamento poco ortodosso di un Presidente che scompare per tutta la fase della legge di stabilità e ora viene in quest'Aula che vorrebbe dettare gli orientamenti. No, Presidente Schifani, mi dispiace, non si offenda, non ne ha diritto. Lei si deve riconquistare il suo rapporto con l'Aula, con la maggioranza e con l'opposizione, che ovviamente rispetta l'istituzione, ma non rispetta l'utilizzo distorto dell'istituzione. E questo io stasera devo proprio registrare e denunciare. Quindi chiudo il mio intervento, Presidente, e per correttezza lo sto facendo prima perché sono una persona corretta. Avevo già preannunciato in conferenza dei capigruppo la nostra posizione, l'avevo anche detto qualche settimana fa qui, visto che il Presidente Schifani è presente e vuole ottenere il suo effetto, ha ottenuto il primo effetto contrario. Quindi Sud Chiama Nord, tutto il gruppo, parteciperà se ci sarà voto segreto e voterà contro. Preciso e chiudo che questa norma non tocca la posizione del collega Vasta e questo mi auguro che venga ribadito da tutti i colleghi parlamentari che conoscono bene questa ulteriore reinterpretazione che si è portata in quest'Aula, perché non sono stanco che la stampa, anzi certa stampa, continui a mascariare la nostra posizione accomunando la situazione del collega Vasta con la reinterpretazione o interpretazione di questa norma che si vuole fare qui stasera. E io ho già detto e lo ribadisco, ma questo d'altronde, se la presenza di Schifani ha un senso, è perché vuole sfidare la magistratura in termini definitivi e noi non ci stiamo. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Prego onorevole. Come? De Luca Antonio. No, la è. Grazie Presidente Galvagno, buongiorno Governo, colleghi e cittadini. Effettivamente oggi anch'io sono stupito dalla presenza del Presidente Schifani, perché lo immaginavo ancora costretto a Palazzo d'Orleans a cercare di fare quadrare le caselle delle dirigenze generali della sanità siciliana, che evidentemente sono l'argomento che maggiormente interessa a questo governo e a questa maggioranza. E in questi giorni si è dibattuto molto anche su questo tema sui giornali, in cui ci si stupiva che la politica nominava questi direttori, dove c'era anche una chiara indicazione, cosa che a onor del vero c'è sempre stata. Quello che in questa occasione forse sta avvenendo a mancare è quel minimo di pudore che nelle scorse edizioni ancora si cercava di mantenere, dicendo sì, sono nominati da noi ma non si riferiscono a questo partito, a quel partito, no, non c'è un manuale Cencelli dei direttori generali, no, non c'è una riferibilità a un deputato piuttosto che a un altro o a un partito piuttosto che a un altro. Mentre di questo possiamo anche in un certo senso renderne atto al Presidente Schifani: avete fatto tutto, avete lavato i panni sporchi sui giornali, al punto tale che ormai ogni direttore generale non ha solo un colore politico ma anche un nome e cognome di riferimento, e di questo vi prenderete la responsabilità quando questi direttori, indipendentemente che poi facciano parte del primo o del secondo elenco, inizieranno a operare. Perché vede, Presidente Schifani, purtroppo la realtà della sanità siciliana e della Sicilia è differente da quella che lei ha raccontato durante il suo ultimo intervento. Io prima credevo che lei non venisse semplicemente in aula, invece in quell'occasione ho capito che lei proprio non esce mai dal palazzo per vedere che in condizioni versano i nostri ospedali o il territorio siciliano, e probabilmente ci saranno i suoi collaboratori che le raccontano un quadro che è molto diverso da quello reale,
e se lei andasse di tanto in tanto a fare qualche visita a sorpresa in qualche pronto soccorso, probabilmente si renderebbe conto che isole felici non ce ne sono. E la sua presenza oggi qui per una norma che non solo è aberrante da un punto di vista legislativo, di raccordo costituzionale, ma è una norma terribile per il semplice fatto che cambia le regole del gioco o pretende di cambiare le regole del gioco a gioco in corso. E questo, vede Presidente, è un qualcosa che non andrebbe mai fatto, ma non andrebbe mai fatto a maggior ragione in un Parlamento il cui scopo è quello di stabilire le regole a garanzia di tutti, a garanzia dei partiti, a garanzia dei cittadini, a garanzia di chi lavora. Voi invece state cercando da questo punto di vista di cambiare le regole del gioco in un momento in cui la Sicilia avrebbe bisogno di altro, avrebbe bisogno di riforme in tema di sanità, avrebbe bisogno di sapere con quale piano rifiuti lei intende risolvere gli atavici problemi di questa regione, avrebbe bisogno di sapere se avete una mezza idea per portare un po' di lavoro in Sicilia, avete intenzione di continuare tutta la vita a prenderci in giro con la storia del ponte sullo Stretto, se avete un minimo di raccordo reale con Roma, se ne è accorto che in realtà quando lei va a Roma che questi voli non sono diminuiti i prezzi. Presidente Schifani, lei ogni volta, io ormai credo che il caro voli per lei sia un argomento di distrazione di massa. E lei viene qua oggi invece sul salvo ineleggibili, perché si sta accorgendo che i buoi sono scappati dalla stalla e non basta dare o distribuire qualche nomina per accontentare gli appetiti di una maggioranza insaziabile. Caro Presidente, quello che loro vogliono è il suo posto e si stanno scannando perché si vogliono sedere al suo posto. I suoi alleati non vedono l'ora di vederla alzare e andare via. E questa è la realtà. E oggi la norma sul salvo eleggibili sarà bocciata, così come la riforma a cui lei tanto teneva delle province, su cui ha avuto tanta fretta, al punto tale da anticipare persino l'abrogazione, semmai avverrà, della norma del Rio. E voi andate a Roma a chiedere di non impugnare una legge e andate a sfidare il vostro stesso Presidente del Consiglio, perché il vostro è stato un atto di sfida. Dice la Meloni non abroga la del Rio e noi in Sicilia la facciamo lo stesso, ma nella realtà neanche tra voi eravate d'accordo, perché non si è mai visto un Parlamento che all'unanimità rimanda in Commissione un disegno di legge di riforma, parte fondamentale del programma con cui lei si è presentata agli elettori siciliani. Perché la realtà è che voi di ripristinare le province non ve ne fregava nulla, anzi proprio non le volete. Avete semplicemente costruito questo circo per prepararvi alle europee, ma siccome i pilastri erano di cartapesta è crollato. E quindi, Presidente Schifani, oggi probabilmente la sua presenza in aula è pressoché inutile, perché il volgere ormai è già accaduto. Le province sono tornate in Commissione e il salvo ineleggibili con il voto, noi chiederemo il voto palese, già ve lo dico adesso, perché vogliamo continuare a metterci la faccia e dire in maniera chiara e tonda cosa pensa il Movimento 5 Stelle di questa legge schifosa. Chiederemo il voto palese, ci esprimeremo contrari e sono convinto che anche per una questione, se si voterà col voto palese, di coerenza, anche i partiti di maggioranza che già hanno bocciato l'ordine del giorno che doveva invertire l'ordine dei lavori e che già si sono astenuti o non presentati in prima commissione, continueranno a mantenere la stessa linea, salvo a volersi dichiarare altamente incoerenti. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo.
Grazie Presidente Galvagno, Presidente della Regione, Giunta, colleghi deputati. In questi giorni c'è una Sicilia in subbuglio, con una serie di assembramenti nelle città più importanti della nostra isola, di un comparto fortemente in crisi. Mi riferisco al comparto degli agricoltori e degli allevatori, che con i loro trattori hanno riempito le piazze di Ragusa, Modica, Chiaramonte, Vizzini, Enna, Palermo e tantissime altre città, Sciacca, ne ho lette veramente tante sui giornali. E mentre c'è questa situazione, qua in Parlamento da mesi perdiamo tempo a parlare di cose che sono nomine, ma anche atti e norme totalmente incostituzionali. Norme che non lo dico io che sono incostituzionali, lo hanno detto gli stessi uffici dell'ARS, e che riguardano appunto la fantomatica riforma delle province, che addirittura vorrebbe scavalcare una norma nazionale oggi vigente, la Delrio. Non capisco perché un governo monocolore debba presentare una norma incostituzionale cercando di scavalcarne una nazionale, piuttosto che dialogare col governo nazionale per l'abrogazione della Delrio. Questo è veramente strano. E adesso che è stata rimandata in commissione ci apprestiamo a discutere del salva ineleggibili, cioè come salvare 4 colleghi qua in Ars, con una norma che ha veramente dell'assurdo, perché va a ledere lo Stato di diritto di una Repubblica democratica e liberale, dove il potere legislativo cerca di scavalcare quello della magistratura, in spregio alla separazione dei poteri. Cioè noi stiamo facendo una cosa veramente aberrante questa sera. E chiaramente anche io, come ha già preannunciato il mio capogruppo, voglio metterci la faccia. Per noi questa norma va votata con voto palese, perché guardate che non è, come si vuole far credere, una norma di interpretazione autentica. No, è una norma in piena regola, che fra l'altro ha valore retroattivo e che stabilisce nuovi criteri di ineleggibilità. E chiaramente questa cosa non si può fare in corso d'opera. Quindi siamo fortemente contrari a questo modo di operare. Si pensi di più ai problemi dei siciliani e un po' meno a queste cose, perché è una vergogna, Presidente, è una vergogna! Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Di Pasquale o Cracolici? Cracolici. Presidente, io credo che questa nostra discussione rischia di fare la seconda puntata dopo quella delle province. Stiamo trattando una norma che ha diversi precedenti e per la verità devo dire che mi trovo d'accordo con Totò Cuffaro quando ha dichiarato qualche giorno fa che neanche nella Prima Repubblica il Parlamento siciliano operava a seguito di sentenze per modificare norme e reinterpretare sentenze che sono arrivate dai tribunali. Fermo restando che nel merito di questa sentenza credo che chi l'ha avuta abbia diritto a difendersi al meglio con i propri avvocati per dimostrare l'infondatezza della tesi che questa sentenza ha prodotto. Ma quello appunto è un momento del dibattimento, non è un momento della politica e delle istituzioni, che secondo questo principio potremmo arrivare per paradosso che a partire dal Parlamento siciliano, ma perché no il Parlamento nazionale, di fronte a una sentenza modifica la sentenza con una legge. Questo viola il principio delle reciproche autonomie, tanto più che la legge di cui parliamo è una legge, seppur modificata nel tempo, che risale al 1951. Credo che la gran parte di quelli che siamo qui
forse pochissimi, non erano neanche nati. Eppure una legge che regola i casi di ineleggibilità da oltre 70 anni, ripeto, con le modifiche che sono intervenute nel corso del tempo, ma modifiche che sono intervenute sempre nel rispetto intanto delle norme statutarie. Mi ascolti, Presidente, che riguarda lei. Presidente, riguarda lei. Innanzitutto nel pieno rispetto dell'articolo 9 dello Statuto, che prevede, nel caso di materie che riguardano la eleggibilità e quindi la ineleggibilità o incompatibilità, siano norme che devono avere una maggioranza qualificata del Parlamento, quindi una maggioranza assoluta dei componenti e non dei votanti. Io lo dico perché, come dire, questi aspetti dal punto di vista procedurale sono sostanziali a tutela del principio che il Parlamento in questa materia opera su diritti soggettivi delle persone e quindi deve avere la consapevolezza che non basta una maggioranza semplice, ma occorre appunto una maggioranza rafforzata dall'articolo 9, così come previsto dal nostro Statuto. Ma nel merito, Presidente, dicevo, ci sono tomi di sentenze e giurisprudenza che si è via via affermata nel corso degli anni, che qualunque norma che modifica ciò che è stato emesso da sentenza non modifica la sentenza, per la semplice ragione che le norme hanno vigenza qualora venisse modificata dal momento in cui viene approvata e non ha effetti retroattivi, secondo l'interpretazione che è stata data da un giudice. Quindi io ho la sensazione che si sta piegando il Parlamento ad un tentativo legittimo ma disperato di provare per via legislativa a far cambiare il corso di una sentenza. E mi dispiace che ci siano in quest'Aula tanti colleghi che fanno di mestiere anche gli avvocati e quindi che hanno una consapevolezza giuridica delle norme e della prassi normativa con cui nel tempo si è definito una giurisprudenza consolidata e di fatto. Aggiungo questa dinamica che si è messa in moto, io non so come ha potuto il governo innanzitutto, perché ha ragione De Luca, non perché io viva con particolare emozione la presenza o l'assenza del Presidente della Regione in quest'Aula. È una sua scelta partecipare o non partecipare, la rispetto come tale. Ma il fatto che oggi, dopo quello che è avvenuto ieri, e dopo che tutti i deputati di maggioranza e opposizione, mentre ieri è successo quasi il colpo di Stato perché si è chiesto prima la improcedibilità per difetto costituzionale ed è stata respinta dall'Aula, salvo qualche minuto dopo, di fronte alla richiesta di rinvio in Commissione, si è persino sospesa l'Aula e non si poteva fare. Oggi l'Aula, senza che nessuno abbia proferito parola, ha accettato all'unanimità il rinvio in Commissione del testo delle Province. Questo lascia sottintendere che anche la presenza del Presidente della Regione in quest'Aula ci sia una sorta di scambio politico tra i deputati della maggioranza, sia quelli che volevano che avesse priorità la riforma delle province rispetto a quelli che ieri avevano chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, per determinare uno scambio e quindi attraverso il voto in qualche modo verificare se questa maggioranza c'è ancora e se è in grado di andare avanti secondo le cosiddette coordinate che il Presidente della Regione ha indicato. Allora, per sgombrare la testa al toro, e anche perché sarebbe paradossale che materie come queste che dovremmo trattare oggi,
che agiscono su fatti soggettivi. Qui noi abbiamo dei colleghi che hanno un problema diretto e personale rispetto a questo, all'effetto di questa norma. Non può che questa norma essere votata a scrutinio segreto, per la semplice ragione che parliamo di persone e anche per evitare qualunque imbarazzo sul terreno personale, proprio questo, il voto segreto che è previsto dal nostro regolamento, è in questo caso, come dire, specifico e necessario, proprio perché ogni collega deve poter esercitare il suo diritto di voto sgombro da dinamiche politiche di maggioranza, minoranza, alleanze, ma qui parliamo di diritti soggettivi. Ecco perché io le formalizzo che qualora quest'Aula decidesse di andare avanti su questa norma, fermo restando che ci saranno anche altri passaggi, anche qui discutibili, come quello ad esempio dell'immediata esecuzione di una legge. Ho visto che abbiamo modificato l'articolo 2, che la legge, qualora venisse approvata, entra immediatamente diventa esecutiva dal momento stesso in cui viene pubblicata in Gazzetta. Solo casi eccezionali, di norma di natura contabile si utilizza la procedura dell'immediata esecuzione proprio per gli effetti finanziari che possono esserci. In questo caso non capisco, se non il fatto di tentare disperatamente di usare questo foglio della legge per tentare di condizionare l'esito di procedimenti in essere. Questo è ancora più grave proprio perché dimostra che si fa una legge per incidere sulle sentenze. Ed è per questo che io mi auguro che quest'Aula si fermi, ripeto, anche utilizzando quel pensiero che ha espresso qualche giorno fa Cuffaro, in cui ha detto, nella Prima Repubblica era impensabile, non impossibile, impensabile che si potesse determinare una situazione del genere, e devo dire a mia memoria non si è mai verificato, perché l'Aula ha sempre distinto la condizione soggettiva che può dispiacere di un collega e quindi che ha il diritto di tutelarsi in sede giudiziaria dalla condizione legislativa che è propria di un Parlamento. Io mi auguro che il Parlamento si fermi, ma qualora non si dovesse fermare, a partire dall'articolo 1, io personalmente chiederò che l'Aula si esprima con il voto segreto. Grazie onorevole Cracolice. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Paola. Prego onorevole. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Presidente della Regione è uscito dall'Aula, ci sta, come diceva il collega Cracolici, può decidere liberamente il Presidente se essere presente o non presente all'interno dell'Aula. Presidente, io le dico questo e lo dico a tutta l'Aula. Noi parliamo di questa norma oramai da almeno 3 mesi, colleghi? Ce la portiamo avanti da quando? Dalla variazione di bilancio? Perché sento questa norma del salva ineleggibili, norma che ha poco interesse da parte dei siciliani, ma norma che è stata presentata, così come vengono presentate tantissime norme nelle commissioni e poi in Aula. Veda Presidente, io sono stato uno di quelli che in prima commissione sono voluto essere presente e votare contrario a questa norma per far arrivare questa norma in Aula, Presidente. Perché il Presidente della Regione deve capire come il suo governo e la sua maggioranza, non oggi, ma già da mesi, è completamente spaccata. Noi abbiamo, colleghi, 2 pezzi di maggioranza e di governo. L'asse Fratelli d'Italia MPA, ed è palese, e l'asse Lega Forza Italia DC. Presidente, questo è emerso in maniera plateale anche in Commissione, perché la DC assieme a Forza Italia e assieme alla Lega, anzi la Lega era assente, Forza Italia e DC si astengono al voto di questa norma.
E oggi, Presidente, in un voto palese, se ci fosse l'astensione, così come è stato in Commissione prima, da parte di Lega, di Forza Italia e DC, la norma verrebbe bocciata. Perché qui in Aula il Movimento 5 Stelle dichiara di votare contro, il PD dichiara di votare contro, Sud Chiama Nord dichiara di votare contro, se anche Forza Italia e DC si astenessero, così come hanno fatto in prima commissione, e per coerenza dovrebbero astenersi, perché se si sono astenuti in prima commissione non capisco perché, qual è la ratio che qui fa cambiare idea. Altrimenti, hanno ragione i colleghi che mi hanno preceduto, il Presidente Schifani viene in Aula per serrare le fila della maggioranza e per far sì che quella maggioranza voti favorevolmente a questa norma. Allora, Presidente, il Movimento 5 Stelle con forza chiederà il voto palese, perché qui, Presidente, la maggioranza deve metterci la faccia se vuole approvare questo disegno di legge o se lo vuole bocciare. Qua è tutto un problema legato alla maggioranza. È un problema solo ed esclusivamente della maggioranza che ci trasciniamo oramai da 3 mesi. Da 3 mesi le commissioni, così come il Parlamento, è bloccato su questo salva ineleggibili. Allora che la maggioranza ci metta la faccia, così come è stato in prima commissione e così come viene dichiarato anche dai giornali, Forza Italia, DC e Lega si astengono o votano contrario a questa norma. Premettendo che cosa, colleghi? Che anche gli uffici hanno dato un parere contrario a questa norma. Cioè noi stiamo portando avanti una norma a cui anche gli uffici dicono: guardate che ci sono difficoltà, guardate che questa norma non può essere approvata da questo Parlamento e da quest'Aula. C'è una forzatura da parte del governo? Si va avanti con questa forzatura? Ma la maggioranza ci deve mettere la faccia, perché sono convinto, Presidente, appena verrà chiesto il voto segreto, la norma verrà affossata con almeno 40-50 voti. E quindi il voto segreto è fatto, e noi, come dire, il collega Cracolici è libero di poterlo chiedere assolutamente, è fatto per permettere ai colleghi di maggioranza che sono contrari a questa norma di votare in segreto contrario. Ma io ricordo che questo governo, che continua il governo Musumeci, era contrario ai voti segreti, cioè non ci si doveva nascondere dietro a un voto segreto. E invece oggi cosa fa? Il governo Schifani cerca di rifugiarsi in un voto segreto. Io mi aspetto da parte del Presidente Schifani, appena rientrerà in Aula, una sua dichiarazione dove dice chiaramente: votiamo in maniera palese. Votiamo in maniera palese, perché se si porta avanti un discorso contro il voto segreto, poi il governo e la maggioranza si rifugiano nel voto segreto. Presidente, io spero che questa pagina, comunque vada, venga chiusa oggi, perché per 3 mesi le commissioni, così come l'Assemblea regionale siciliana, è rimasta bloccata per via dei litigi di una maggioranza su un disegno di legge che alla fine, a mio modo di vedere, o approvato o non approvato, non cambierà nulla, perché non cambierà nulla. Questa è una prova di forza solo ed esclusivamente di una parte della maggioranza che è uscita fuori in maniera plateale, Lega, Forza Italia e DC, e dall'altra parte con Fratelli d'Italia ed MPA. Fratelli d'Italia che, ricordo, Presidente Galvagno, in questo momento esprime il Presidente del Consiglio Meloni. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Non spaccare la maggioranza, digli che tanto passerà. Signor Presidente, assessori, colleghi parlamentari, io penso che questa sia una delle giornate più brutte di questa legislatura. Già lo è stata ieri, dove la prova maldestra
di entrare in merito, di anticipare la discussione di questa norma ha portato allo scombussolamento dell'Aula e alla sospensione dei lavori. Oggi si presenta il Presidente Schifani. Mi dispiace che il Presidente Schifani si presenta su una cosa così squallida. Proprio io la definisco squallida, perdendo invece l'occasione di presenza nella finanziaria, in quelle che sono, come diceva la mia collega Campo, le mobilitazioni che ci sono per l'agricoltura, per la zootecnia. Cioè io avrei preferito che lui, invece di venire qui stasera, fosse stato in giro per la Sicilia. Ha fatto bene la Campo a dirlo. Ma perché è squallida? Perché la definisco squallida? E mi dispiace perché questa norma, che ormai conoscono tutti, la conoscono in Sicilia e fuori la Sicilia, cioè questo Parlamento e questa maggioranza si appresta a fare una norma per creare un presupposto per evitare che alcuni parlamentari perdano il ruolo di parlamentari. Non solo, sbagliando, è un'aspettativa che si crea, che si dà a dei colleghi che a me dispiace, anche perché parliamo di persone che durante quest'anno abbiamo alcuni anche apprezzato, cioè, quindi a me personalmente non fa piacere anche entrare nel merito di questa norma e in questo modo. Però, ma è possibile pensare che attraverso una interpretazione autentica di una norma di 50 anni fa, creare i presupposti per mettere in condizione un avvocato qualsiasi di utilizzare questa interpretazione autentica per far valere davanti al giudice la possibilità di difesa del posto di parlamentare regionale e quindi di superamento dell'incompatibilità? Ma non solo! Con quale faccia gli avvocati domani presenteranno le memorie nei tribunali dicendo: noi abbiamo questa norma della regione siciliana che ci mette in condizione di rimanere deputati? Questi saranno atti con nomi e cognomi che resteranno negli atti dei tribunali. Io vi dico una cosa, guardate che domani mattina, se dovesse passare, io andrò in Procura della Repubblica. Non ci sono dubbi, non è un problema con i colleghi, non è un problema, ma io vi denunzio a tutti su questa cosa. Non è possibile, perché state esagerando, non capite che poi c'è un momento che vi dovete fermare. L'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta inoltre al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, poiché l'ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che alterano rapporti pregressi rende inutile e privo di effettività il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. La legge interpretativa non deve interferire e non può interferire con i giudizi in corso di svolgimento. Sotto il profilo procedurale, i commi approvati, poiché incidono su materie di elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale, di cui all'articolo 3 dello Statuto, sono soggetti alla procedura rinforzata, di cui all'articolo 17 bis dello Statuto medesimo, che prevede la sottoposizione
al referendum entro 3 mesi dalla pubblicazione della delibera in corso. Per prassi costante e per combinato disposto dell'articolo 9, comma 3 dello Statuto e dell'articolo 17 bis, commi 1 e 2, le norme elettorali relative all'Assemblea regionale siciliana, ivi comprese quelle sulle ineleggibilità e incompatibilità, sono approvate con la maggioranza assoluta dei componenti, così come ha detto prima di me Cracolici. Tale procedura, e mi avvio alle conclusioni, si applica anche nel caso di norme di interpretazione autentica relativa alle materie elettorali, perché esse incidono parametri sulle elezioni e quindi sulla composizione dell'Assemblea regionale siciliana. La soppressione della predetta disposizione e la sua sostituzione con quella recata dalla norma che si esamina determina una diretta violazione dello Statuto speciale della nostra autonomia. Infatti, sottrarre la modifica normativa in questione alla procedura rinforzata di cui all'articolo 17 bis dello Statuto medesimo si traduce in un vizio procedurale della legge così approvata, vizio sindacabile della Corte Costituzionale a seguito di una questione di legittimità sollevata in via principale dallo Statuto o promossa in via incidentale nel corso di un giudizio comune. Ovviamente io consegnerò questo alla segreteria, perché è palese non solo questo percorso, ma anche l'eventuale violazione, e quindi noi, e invito gli uffici, la dovremo difendere anche davanti alla Corte Costituzionale, ma su questo ci muoveremo in tutti i modi. Però veramente state andando oltre, state dimostrando, ci sta tutto il clientelismo, prendetevi i manager, prendetevi tutto quello che vi volete prendere, ma fare le leggi per evitare, fare un'interpretazione autentica di una norma di 50 anni fa nella speranza di non decadere significa veramente arrivare al culmine. Guardate che la scorsa legislatura l'onorevole De Domenico del Partito Democratico è decaduto da deputato per un'ineleggibilità, per una incompatibilità. Nessuno di noi ha avuto il minimo di pensiero di preparare o mettere su una norma e una interpretazione autentica per salvargli il posto. È veramente una vergogna! Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, assessori. Presidente, se c'è l'Aula... Colleghi, cortesemente, c'è troppo brusio. Mi spiace... Date la possibilità al collega Catanzaro di poter intervenire. Prego collega. Mi spiace che non sia presente il Presidente della Regione, però ci sono gli assessori, il Vicepresidente, che ovviamente mi ascoltano, perché questa norma di interpretazione autentica che ha avuto delle modifiche nelle settimane e nei mesi, è arrivata oggi ad una ulteriore modifica. A scanso di equivoci io ho grande rispetto nei confronti dei deputati che ovviamente propongono questa norma, però è ovvio che il tutto parte, Assessore Falcone, se lei ricorda bene, nel collegato ter, perché fu allora, in quella famosa sera della Commissione Bilancio, che qualcuno mi disse che c'era
dentro una norma di interpretazione autentica che poteva essere una norma a sostegno di un percorso che nel frattempo si sta facendo con grado di giudizio nei confronti dei colleghi. E io non ho avuto dubbio, già sin da subito, a difendere un principio, che noi possiamo legiferare come Parlamento regionale, ma è ovvio che in un percorso, nel mentre che c'è un grado di giudizio, noi non possiamo intervenire. E l'ho detto quando ci fu il momento nel collegato Ter, perché abbiamo alzato la barricata dicendo che non si poteva parlare di quel tipo di norme inserendoli nello strumento finanziario. Lo abbiamo detto durante questa finanziaria e adesso ci ritroviamo, ahimè, questa norma di interpretazione autentica che ovviamente ha un percorso, e il percorso che ha è un percorso che è stato presentato con un disegno di legge. Lo abbiamo più volte palesato che non è possibile insistere con questa norma all'interno dell'Aula nel momento in cui ci sono gradi di giudizio. E lo abbiamo detto perché ci crediamo ad un principio, crediamo a delle regole. E noi, e lo hanno detto prima i miei colleghi del gruppo del Partito Democratico, ma l'ho ascoltato anche dagli altri colleghi dei gruppi di opposizione, non possiamo, Presidente, accettare un'idea o un'ipotesi dove, e lo dico ai colleghi tutti, anche quelli di maggioranza, perché ieri non è un giorno così lontano. Ieri quest'Aula ha manifestato, nel momento in cui c'è stata una proposta nel cambio dell'ordine del giorno sulla trattazione dei punti, ha manifestato una palese non volontà di poter procedere invertendo i disegni di legge, e lo ha dimostrato perché non c'era la volontà di invertire i disegni di legge, ma perché c'è la contrarietà su una norma che non si può portare in questo Parlamento in una legislatura avviata. E io lo dico con convinzione, e lo dico perché lo hanno detto anche i miei colleghi: quest'Aula ha il dovere di utilizzare tutto quello che ha a disposizione come termine per poter votare, affinché, e lo dico a tutti i colleghi di maggioranza, ci sia un sussulto di dignità, perché oggi c'è una grande credibilità che si gioca all'interno di questo Parlamento regionale. Quindi noi, come gruppo del Partito Democratico, siamo pronti a qualsiasi sistema di voto affinché questa norma non possa passare da quest'Aula e questo Parlamento siciliano non vada su tutti i giornali, non a livello regionale ma a livello nazionale. Grazie onorevole Catanzaro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Eifu Schifani, che fino a qualche secondo fa era in quest'Aula, probabilmente dopo le parole di Cateno De Luca, che ha fatto riferimento a una chiara intimidazione del governatore, evidentemente voleva in qualche maniera togliersi le castagne dal fuoco e abbandonare quest'Aula. Ma in quest'Aula, colleghi parlamentari e Governo, io scomoderò il filosofo tedesco Immanuel Kant, che è un filosofo tedesco straordinario, che scrisse una parola che credo che sia calzante rispetto alla situazione che stiamo attraversando. Il diritto non deve mai adeguarsi alla politica, ma è la politica che in ogni tempo deve adeguarsi al diritto. E il filosofo Kant, che è come se stesse guardando la seduta di questo Parlamento e prevedeva quello che poteva succedere dentro quest'Aula, stava soltanto delineando un fatto che è assolutamente dirompente, come dicono i filosofi, un assioma, una verità reale. E qual è questo assioma, colleghi deputati? Che questo Parlamento sta tentando
di sottrarsi e sostituirsi alle leggi dello Stato. Un Parlamento che dovrebbe essere conseguenziale alle norme dello Stato diventa per la prima volta un Parlamento che pensa di voler scavalcare le leggi dello Stato. Facendo che cosa? Una norma che ha una parola: salva ineleggibili. Noi in questo momento storico, nella quale stiamo affrontando sparute difficoltà di ogni campo, in ogni campo della nostra regione, gli agricoltori che non arrivano a fine mese, ospedali che non funzionano, spartizioni di poltrone continue in questo governo, la priorità di questo governo non è fare una legge salva Sicilia, non è fare una legge salva agricoltori, non è fare una legge salva ospedali. Questo governo si preoccupa di fare la legge salva ineleggibili. Dovremmo andare tutti a casa. Il rispetto della dignità che stiamo calpestando, il rispetto del fatto che in questo Parlamento le priorità di questo Paese sono soltanto, adeguati agli interessi delle poltrone. Salva ineleggibili. Governatore Schifani, vicepresidente Sammartino, perché non vi occupate degli agricoltori che da mesi stanno invadendo le strade delle nostre città? Immanuel Cante vi definirebbe scellerati, vi definirebbe mascalzoni, perché le sue parole non lasciano adito a dubbio. Il diritto non deve mai adeguarsi alla politica, ma è la politica che in ogni tempo deve adeguarsi al diritto, e noi stiamo sovvertendo la realtà e stiamo pensando di essere al di sopra delle leggi dello Stato, anche in barba a dei giudici che guardano forse questa assemblea e se la ridono e dicono chiaramente che questa assemblea si vuole in qualche maniera fare uno scontro diretto verso le leggi di questo Stato. Noi non ci stiamo, lo ha detto Cateno De Luca, lo dico anch'io. Come gruppo politico sul Chiama Nord chiediamo il voto palese nominale e ovviamente chiediamo che ci mettete la faccia, perché è facile anche nascondersi dietro il voto segreto. Quando fate le porcate, ve le votate in modo segreto, abbiate il coraggio di metterci la faccia, abbiate il coraggio quando andrete a girare per le elezioni europee nei vostri territori, abbiate il coraggio di dire a questa nostra regione che cosa avete fatto e cosa non avete fatto. È facile votare con il voto segreto. Facciamo una legge salva Sicilia piuttosto, facciamo una legge salva ospedali. Mentre stiamo parlando e mentre mi sento essere nella scuola elementare, presidente Di Paola, sa quando ero nella scuola elementare cosa succedeva? C'era la ricreazione e spesso e volentieri questo Parlamento è come se stesse continuamente in ricreazione. Parliamo della Sicilia e si fanno i fattacci loro. Io sono stanco di vivere in questo contesto dove spesso e volentieri alcuni dei deputati non se ne fregano completamente nulla di quello che dicono i colleghi e continuano a parlare come se fossimo alla ora di ricreazione. Questo è indegno del ruolo che noi ricopriamo e lo dico senza troppi giri di parole. Dobbiamo fare una legge salva Sicilia, non una legge salva ineleggibili. Mentre stiamo parlando, e concludo, state nominando ai vertici delle ASP in Sicilia un soggetto che prima si trovava all'Arnas Villa Sofia Cervello, adesso lo state nominando alla presidenza del Civico di Palermo. Ma sapete cosa fate voi? Avete un primato. Voi nominate i peggiori nei posti migliori. Questo soggetto, che si chiama Messina, ha perso progetti per 280 milioni di euro messi a rischio, era stato commissariato dall'assessore Volo, era stato commissariato da Schifani, ma siccome si è fatto benedire da Fratelli d'Italia, noi lo premiamo, lo portiamo dalla Villa Sofia e gli diamo il civico. Tutto questo è schifoso, è scandaloso. Tutto questo dovrebbe portare questo Parlamento in un sussulto di dignità e questo Governo in un sussulto di dignità e salvare non gli ineleggibili, salvare la vostra faccia e andarvene a casa. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Vasta. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Intanto io sono qui perché chiarisco una volta per tutte anche agli organi di stampa che continuano a scrivere sulla mia persona e su questa norma salva ineleggibili che non comprende la mia fattispecie assolutamente. Collega Campo,
siccome prima lei parlava di 4 deputati, chiarisco che i deputati tra l'altro sono 2, perché facendo un attimo un passo indietro in Commissione Bilancio spuntano degli emendamenti dove si prevedeva il salvataggio con 2 articoli. Scusi collega Vasta, colleghi in fondo, cortesemente. Grazie, prego collega Vasta. Si prevedeva una norma di interpretazione autentica per l'eventuale, ovviamente dopo il voto di quest'Aula, salvataggio dei colleghi Catania e Daidone, quindi di 3 colleghi. Poi l'iter richiesto dalla Segreteria Generale, quindi quello di passare dalle commissioni di merito con una procedura rafforzata. Nella Commissione va via un articolo che è quello che prevedeva, si ipotizzava il salvataggio del collega Daidone. Quindi in atto questa norma di interpretazione autentica, qualora dovesse essere votata, salva esclusivamente i 2 colleghi Catania. Nello specifico a me sono state contestate 3 lettere dell'articolo 10, A, B ed F. Questa norma di interpretazione autentica è soltanto relativamente alla lettera F. Quindi, a scanso di equivoci, io comunque, ritenendomi in parte interessato dalla norma, ma soltanto in piccolissima parte, uscirò fuori dall'Aula per la votazione e chiedo ai colleghi che potrebbero essere interessati, o comunque tutti i colleghi che oggi hanno un ricorso pendente in primo o in secondo grado, di uscire dall'Aula, e chiedo all'onorevole Presidente di verificare se in effetti il voto dei colleghi, a mio parere, non dovrebbe essere consentito. Ma questo poi sta a voi e al buonsenso dei colleghi direttamente interessati. Poi aggiungo che sicuramente questa norma va rivista in maniera seria, ma ovviamente non con un'interpretazione autentica, bensì prendendo la norma nazionale, che è stata scritta nel 1981, quindi quasi 30 anni dopo rispetto alla norma regionale, visto che parliamo di una norma dove c'è il rischio di incostituzionalità molto alto, e di recepire la norma nazionale senza fare poi tutte le modifiche che sono intervenute negli anni, nel 2007, nel 2014, con interpretazioni autentiche fatte e tolte negli anni, in modo tale da avere una legge univoca, visto che parliamo di eleggibilità e quindi di una norma che non dovrebbe contrastare la Costituzione, e quindi in maniera seria di riprendere la questione e aggiornare la norma, ma a partire da oggi, quindi senza andare a modificare il passato. Grazie. Grazie onorevole Vasta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Miccichè. Grazie Presidente. Io in assenza del Presidente parlerò pochissimo perché non c'è piacere, ma vorrei dire soltanto una cosa. Secondo me la presenza del Presidente oggi è stata inquietante. Sono ancora convinto di questo, perché comunque non è venuto manco un giorno per la finanziaria, non è venuto mai per tutte le norme che si sono fatte, e viene giusto per salvare qualche ineleggibile. Il che significa che questa norma e che questa presenza è una sfida vera alla magistratura. Io credo che le persone che oggi aspettano il risultato della magistratura dovrebbero essere veramente arrabbiati, perché non c'è dubbio che i giudici a questo punto non possono che condannarli, perché non c'è dubbio che c'è stata un'intimidazione da parte del Presidente della Regione, che è venuto qui per dire ora voglio venire, sì, condannate, e quindi li devono condannare. Allora io lo dico sinceramente, credo che Schifani non ne stia azzeccando molte, ma questo è proprio sbagliato. La sua presenza giusto oggi a livello nazionale, lo dico ai miei colleghi che non sono stati mai a Roma, deputato, senatore, a livello nazionale su questo tipo di norme
non solo non si sarebbe presentato il Presidente del Consiglio, ma manco i vice, manco i ministri. Sarebbe stato presente soltanto il Ministro con i rapporti del Parlamento, proprio per dimostrare il non coinvolgimento del Governo su questo tipo di norme, su questo tipo di interpretazioni, perché è grave quello che è stato fatto. Ora io sono, e chiudo, Presidente, sono convinto di una cosa, mi verrebbe di chiederle, perché io sono convinto che dopo la questione dei manager e dopo questa norma, il tentativo di questa norma, si apriranno le iscrizioni al gruppo misto. E siccome, come dire, sto benissimo da solo, vorrei sapere se se ne può fare un secondo, in modo che chi volesse scegliere di andare al gruppo misto mi lascia però tranquillo solo nel mio ufficio dove sto benissimo. Grazie. Grazie onorevole Miccichè. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sunseri. Prego. E poi non ho più iscritti a parlare. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Ma guardi Presidente, io me ne ero completamente disinteressato. Avevo relegato questo disegno di legge alla classica norma, legge di impuro stile berlusconiano, la classica legge ad personam e non una legge invece che riguardasse la Sicilia e i suoi problemi. Avevo lasciato fare, fidandomi ciecamente del lavoro dei colleghi nelle commissioni di competenza. Non le nascondo che oggi ho richiesto di poter intervenire in quest'Aula perché la presenza del Presidente della Regione mi ha particolarmente infastidito. Mi ha infastidito con quel fare intimidatorio, perché il Presidente della Regione non ha avuto nemmeno la decenza di presentarsi in nessuna delle aule della seduta di finanziaria, la legge più importante della nostra Regione, e invece è venuto oggi in aula quasi a guardare e a sfidare i componenti della sua stessa maggioranza e, come se non bastasse, addirittura a convocare una giunta, probabilmente la più importante da un anno e mezzo a questa parte, sulla scelta dei direttori generali delle ASP della nostra Regione appena qualche ora dopo. Ecco, io credo, Presidente, me lo permetta, oggi secondo me abbiamo scritto una pagina tetra di questa Assemblea, perché lasciando stare l'argomento in sé, il contorno legato alla votazione di questa norma credo che lasci un segnale molto brutto ai siciliani e soprattutto a chi ancora crede nel futuro di questa Sicilia. Grazie. Bene colleghi, non ho più iscritti a parlare e quindi prendiamo il fascicolo relativo al disegno di legge. Passiamo agli esami degli articoli. Su che cosa? Ti ha chiesto di parlare? Onorevole Assenza, prego onorevole. Assenza, ha chiesto di intervenire? Sì, avevo chiesto di intervenire. Facciamo a tutti. Presidente, intervengo perché ho ascoltato con la consueta pazienza che mi contraddistingue quasi sempre, dico, ogni tanto mi scappa anche a me, gli interventi dei colleghi, e poiché sono, diciamo, il bersaglio principale dei loro strali, avendo firmato e presentato questa norma e avendo poi provveduto a redigere man mano, accogliendo le osservazioni degli uffici, i vari emendamenti sostitutivi, fino a quello presente oggi all'attenzione dell'Aula, che credo che più asettico di così non possa essere, e preannunciando sin da ora che quello del secondo comma dell'entrata in vigore al momento dell'approvazione è un refuso degli uffici del gruppo,
e chiederò la correzione dell'errore materiale, nel senso che evidentemente, come ogni altra norma, entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione, e non volendo estrapolare quella che è una norma di carattere generale, che possa poi applicarsi o non applicarsi a procedimenti particolari riguardanti alcuni o altri, non spetta evidentemente all'Aula deciderlo, ma che, come correttamente evidenziava il collega Vasta, questa è una norma su cui il Parlamento siciliano deve comunque entrare con forza, perché noi non dovremmo fare altro che recepire la legge nazionale che vige in tutte le altre regioni d'Italia per rendere ancora più chiaro in questa materia quali siano le effettive cause di ineleggibilità. Nel caso di specie, il mio emendamento, così come alla fine congegnato e che trovate nel vostro tablet, è un passo importante, io credo, che va in questa direzione. Nel merito delle varie vicende, io credo di essere forse uno dei pochi legittimati a parlare, avendo pagato in prima persona nel 1996, e i colleghi della mia provincia lo sanno e se hanno l'onestà intellettuale dovrebbero ricordarlo, nel momento in cui nella lista io fui il primo o il secondo dei non eletti, adesso era una questione di poche decine di voti, a fronte di 2 parlamentari nazionali che all'epoca non si erano dimessi nei 120 giorni prima e quindi vi era una norma di ineleggibilità conclamata, avrebbe potuto scrivere 2 righe di ricorso per trovarsi deputato in questa Assemblea nel 96, quando, consentitemi, lo status del parlamentare regionale era ben diverso di quello attuale e i benefit soprattutto di cui godevano i parlamentari. Ecco, bravo, l'onorevole Falcone lo ricorda, quindi lo ricorda anche lei, perfetto. Quindi non sto inventando qualcosa, non sto dicendo nulla di male, vi erano altri 4 come me nelle stesse condizioni, gli altri 4 fecero il ricorso e vennero a occupare gli scranni di quest'Aula. Il sottoscritto non lo fece e non se ne è assolutamente pentito, perché io parto da un principio, perché tutti ci gonfiamo la bocca di democrazia, di valori, di rispetto del diritto. Se uno prende un voto in più dell'altro, è l'elettore che decide chi deve sedere in quest'Aula, non i cavilli. E quindi oggi persone, soggetti che hanno magari 3.000 voti in meno dei colleghi che siedono in quest'Aula e ritengono di arrogarsi chissà quale diritto in base ad un'interpretazione errata, mi permetto questo di dirlo da avvocato, di una norma, perché per i casi in corso, colleghi, non c'è bisogno di questa norma. Io confido che i giudici li decideranno a prescindere assolutamente da questa norma. Ma per contribuire a dare chiarezza a una materia che è quantomeno ingarbugliata e quanto mai ingarbugliata, io credo che questo Parlamento abbia oggi l'opportunità di fare un primo passo nel senso chiarificatore che auspichiamo. Quindi è inutile che facciamo dietrologia, norme, se sono queste le norme che devono indurre a vergognarci, ma veramente stiamo esagerando, stiamo forzando un po' la mano. Io chiedo quindi non solo ai partiti della maggioranza, ma ai partiti tutti del Parlamento di fare un esame di coscienza, anche perché, colleghi, voi parlate dei processi in corso, ma se l'interpretazione della norma viene estesa così come si vorrebbe,
in questo Parlamento i procedimenti di decadenza si moltiplicherebbero, si moltiplicheranno e riguarderanno tutti i partiti, ma non perché qualcuno voglia denunziare chissà che, ma perché evidentemente se passa un principio di estensione così elastica delle cause di ineleggibilità, ma veramente siamo alla frutta. Nel caso di specie, se voi vi riferite ai colleghi che peraltro possono essere attinti da questa norma o non, questo lo decideranno i giudici, come decideranno se applicarlo o meno nel caso passi. Ma voi pensate all'assurdità che un sindaco fino a 10.000 abitanti è eleggibile, fino a 20.000 abitanti in Sicilia è eleggibile, però quel sindaco che poi di diritto come sindaco va a far parte del consiglio di amministrazione dell'SRR o dei GAL, questo diventerebbe ineleggibile. Onorevole Caccolici, è così o non è così? Ma è chiaro che è un'interpretazione assurda della norma, e quindi se possiamo portare un elemento che cerchi di indurre chiarezza in una norma, in un coacervo di norme così ingarbugliate, poi permettetemi di dire, l'incostituzionalità poi li decide la Corte Costituzionale. Sui giornali io sono stato bersagliato su un'altra norma, quella dei 150 metri. Guarda caso, lunedì scorso proprio è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a sollevare l'eccezione di incostituzionalità su quelle norme che io volevo modificare con l'interpretazione autentica. Quindi andiamoci piano col cercare di indicare sempre al lupo, al diavolo, a chissà quali marchingegni pericolosi poi vogliamo mettere in campo. Quindi io mi permetto di chiedere il voto favorevole dell'Aula evidentemente all'approvazione dell'articolo dell'emendamento 1.3 e poi del successivo emendamento con la modifica che ho già preannunziato di correzione dell'errore materiale nel senso dell'entrata in vigore con la pubblicazione. Grazie onorevole Senza. Allora votiamo il passaggio. Va bene, prego. Sull'ordine dei lavori però. Presidente, grazie. Colgo l'occasione dell'intervento del collega Davide Vasta, il quale ha espresso un invito e da persona anche corretta che è sempre stata ha già preannunciato che pur se questa interpretazione non lo riguarda, e credo che su questo nessuno possa dubitarne, tranne qualche giornalista prezzolato, credo che sia doveroso che tutti i colleghi coinvolti in questa vicenda non partecipino al voto. Questo credo che sia una questione di bon ton, di stile, che deve coinvolgere tutti quanti, come già ha manifestato il collega Vasta. E quindi è ovvio che oltre Vasta i due colleghi Catania e anche Daidone, pur se fuori da questo perimetro, ma considerato che sono i 4 colleghi che hanno purtroppo, e questo ci dispiace, l'abbiamo già detto in altre occasioni, nulla di personale e che nessuno personalizzi la questione, ma come abbiamo avuto modo già di dire, questa sfida alla magistratura non ci fa piacere, anche perché già il Presidente della Regione Siciliana non ha dato un buon esempio in tal senso. Quindi che debba continuare questo teatrino con la sua presenza, obiettivamente, è una situazione
inaccettabile. Almeno ci sia un sussulto di dignità. E quindi, prima di procedere alla votazione, chiedo ai colleghi, come farà il collega Vasta, di allontanarsi da quest'Aula e quindi non solo di non partecipare al voto, ma magari, questo può valere per tutti, per i rapporti anche di amicizia che ci sono, perché quelli rimangono, di poter anche condizionare con la loro presenza il collega di banco o gli altri colleghi parlamentari. Grazie. Grazie, onorevole De Luca. Allora votiamo il passaggio agli articoli. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Stiamo votando il passaggio agli articoli, onorevole De Luca. Adesso andiamo all'articolo 1. C'è il soppressivo dell'onorevole De Luca, Cateno, Sciotto e altri. Viene mantenuto o ritirato? Onorevole De Luca. Articolo 1, emendamento 1.1. Ritirato. Articolo 1.2 dell'onorevole Catanzaro, Burtone, mantenuto o ritirato? Mantenuto. Benissimo. Allora 1.2 c'è il soppressivo dell'onorevole Catanzaro, Burtone e altri. Vediamo se è appoggiata la richiesta di voto segreto. Allora, sì, alto. Mettiamo in votazione il soppressivo 1.2. Chi è favorevole? Va bene. Ancora deve aprire il sistema, per questo non le legge forse, ok? Allora, chi vota a favore dell'emendamento 1.2 vota sostanzialmente per il soppressivo. Chi vota verde vota per il soppressivo. Chi vota rosso chiaramente no. La votazione... Sì. Vai, aspetta un attimo, aspetta che... All'onorevole De Luca Antonio. Funziona? Benissimo. Allora, dichiaro la votazione aperta. Perfetto, la votazione è conclusa. È respinta, contrari 32, favorevoli 26. Allora mettiamo in votazione adesso l'1.3, la riscrittura dell'onorevole Assenza. C'è richiesta di voto segreto da parte dell'onorevole Cracolici. Vediamo se è appoggiata la richiesta. Vediamo se è segreta. Benissimo, chiusa. Allora, è appoggiata. Mettiamo in votazione la riscrittura dell'onorevole Assenza. Chi è favorevole alla riscrittura voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Benissimo, la votazione è conclusa. Contrari 31, favorevoli 31, l'Assemblea non approva. Non lo so. Non risulta la votazione. Dica al microfono, onorevole assessore Falcone. Assessore, lo dica al microfono, non ho capito. Presidente, io intanto ho votato e l'ho detto durante la votazione. Presidente, risulta perché dal monitor vedevamo che non risultasse. Col dito io ce l'ho appoggiato, ce l'ho, quindi
io chiedo che il mio voto sia messo a verbale e allora si ripeta, perché posso dire io ho votato favorevolmente, Presidente. No, non si può dire la sua votazione perché è segreto, si può ripetere la votazione visto e considerato che lei era presente. Presidente. Sì, ma lo so. Sì, ma in tutti i casi se venisse bocciato questo emendamento potrebbe votarsi l'articolo. Si deve votare l'articolo. Allora ripetiamo la votazione con voto sempre segreto. Chi è favorevole prema verde, chi è contrario prema rosso. Allora, ripetiamo, stiamo mettendo in votazione l'1.3. Chi è favorevole prema verde. Prima la verifica dei richiedenti, ma la verifica stiamo soltanto ripetendo. È appoggiata o no? Sì, è appoggiata. Allora, mettiamo in votazione l'1.3. Chi è favorevole prema verde, chi è contrario prema rosso. La votazione è aperta. La votazione è conclusa. Contrari 36, favorevoli 27, l'Assemblea non approva. La seduta è sospesa per 10 minuti. La seduta riprende. Chiedo ai colleghi di prendere posto. No. L'abbiamo bocciato. È stato bocciato. No, si vota l'articolo 1 adesso. Colleghi, io sto per mettere in votazione l'articolo 1. Sto aspettando che prendiate posto. Prego, onorevole Assensi. Prima ha chiesto di intervenire l'onorevole Assensi. Prego, onorevole. Grazie. Presidente, poco fa e prima della votazione testé fatta sull'emendamento sostitutivo modificativo presentato dal sottoscritto, che è stato bontà loro bocciato, noi avevamo votato per l'abrogazione dell'articolo. La votazione sull'abrogazione dell'articolo ha avuto un risultato chiarissimo, è stato bocciato, è stata respinta. L'articolo è già approvato, non può essere più rimesso in discussione. No, non è così. Non è così e metteremo comunque in votazione l'articolo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gracolici, prego. Presidente, io a differenza del collega Assenza dico che l'articolo non si può neanche votare per una ragione, perché paradossalmente l'emendamento che era stato presentato dal collega Assenza, che in qualche modo limitava all'ovvero, al valore dell'ovvero nella norma vigente, con questa scrittura che invece il testo porta originariamente, abroga una serie di ineleggibilità che sono previste dalla legge e che con quella riscrittura vengono eliminate. Le faccio un esempio. Gli enti di formazione professionale sono vigilati dalla Regione, i cui amministratori non sono eleggibili se ci sono elezioni regionali. Con questa legge vengono cassati perché limita l'ineleggibilità, cioè limita il principio dell'ineleggibilità
a tutti gli enti per i quali la Regione opera attraverso il consolidato, che sono 158. Onorevole, sono tutte considerazioni che sono già state fatte. Ritengo che comunque già sia stato votato il soppressivo, ma che non è assolutamente bastevole per far sì che l'articolo 1 possa Quindi passare. bisogna votare. Si voterà l'articolo 1, si metterà in votazione. Se lei volesse chiedere il voto segreto lo può chiedere, il voto palese lo può chiedere. Ma è assolutamente fuori dalla grazia di assolutamente. Dio. Quella era una riscrittura, se è votata la riscrittura è stata bocciata, si vota il testo così com'era. È un'altra cosa, che è possibilmente ancora la più riscrittura incostituzionale. intanto si mette in votazione. Benissimo, allora mettiamo in votazione l'articolo Rosso. 1. Non ho capito se c'è richiesta di voto palese o voto segreto. Voto segreto. Cosa? Ma il voto segreto prevale sul voto palese. Vediamo se c'è la richiesta, è appoggiata. È appoggiata. Allora chi è favorevole all'articolo 1 voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. No, ora non mi serve che lo metti. Quello era il colpo prima, Assessore. La votazione è conclusa. Contrari 34, favorevoli 30, è bocciata. Allora, abbiamo finito con l'interpretazione autentica, possiamo passare al disegno di legge relativo allo screening neonatale. Chiedo alla Commissione di insediarsi. Alla sesta Commissione. Il Presidente della sesta Commissione gentilmente si insedi. Chiedo all'onorevole Di Paola di potermi sostituire 10 minuti. Grazie. Bene colleghi, invito il Presidente Laccoto a fare la relazione sul disegno di legge all'ordine del giorno. Prego, onorevole Laccoto. Sì, guardi, per quanto riguarda la relazione, noi ci rimettiamo al testo anche per agevolare il percorso della votazione. Bene, Presidente Laccoto si rimette al testo. Apro la discussione generale. Prego, onorevole Spada. Presidente, chiedo ai colleghi, alla Commissione e soprattutto a lei, in considerazione del fatto che questo è un disegno di legge che è stato discusso nei scorsi mesi in Commissione e che ha visto la partecipazione anche dei colleghi del Partito Democratico, ed avendo oggi noi l'assenza di un componente del Partito Democratico che è l'onorevole Burtone, che ci teneva particolarmente ad esserci, ma per cause di forza maggiore non è potuto venire oggi qui, chiedo, Presidente, di poter rinviare
la trattazione del disegno di legge alla prossima settimana per consentire anche all'onorevole Burton di poter partecipare a questa discussione. Quindi sarebbe, diciamo, un gesto di buonsenso che agevolerebbe la discussione, anche perché, dico, il clima in quest'Aula non mi sembra neanche dei migliori per iniziare un disegno di legge così importante. Con diciamo, il supporto del Presidente anche della Sesta, le chiedo la cortesia di poter rinviare alla prossima settimana la discussione di questo testo. Grazie. Ha chiesto di intervenire nel frattempo, prego Presidente Rappoto. Guardi, io penso che questo sia un testo, diamo merito all'onorevole De Luca, all'onorevole Burtone, a tutti i componenti della Commissione per aver fatto un testo e aver insistito. Avrà modo l'onorevole Burtone eventualmente di intervenire, ma se noi perdiamo questa occasione io credo che questa norma rischia di slittare per molto tempo. Ricordiamoci di com'è la situazione, quindi io penso che sia giusto in questo momento votare e dando atto all'onorevole Burtone, a tutti di poter, ecco, in maniera, anche perché io credo che mi dovrò allontanare fra poco e quindi siamo in condizioni. Non ha senso, questo clima non porta poi alla votazione, ma non porta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera e poi le do la parola all'onorevole De Luca. Prego, onorevole Lavardera. Sì, solo per inciso, Presidente, credo che noi abbiamo cambiato decisamente argomento visto che stiamo parlando di disegno di legge, però quello che è accaduto qualche secondo fa in quest'Aula ha del clamoroso, cioè come dire, il governo è andato in frantumi, in pezzi, e quindi questo è giusto, come dire, registrarlo in quest'Aula. Non c'è più la maggioranza di questo governo, prendetene atto. Colleghi della maggioranza, io ho libertà di poter dire la mia. Io, siccome abbiamo cambiato argomento, è giusto, ora centriamo, non c'è la maggioranza. Questo governo prenda atto che è andato completamente in pezzi, è imploso su se stesso e ha dimostrato per l'ennesima volta di non essere compatto. Siete compatti solo quando vi dovete dividere le poltrone, e quando invece dovete in qualche maniera essere uniti, ovviamente siete, come dire, nemici in casa, e quindi prendetene atto e andatevene a casa. Sarebbe veramente un gesto che i siciliani ve ne renderebbero per tantissimi anni, ma questo non lo farete mai, questo lo dovevo dire. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca, vuole intervenire? No. Allora colleghi, ci sono altri colleghi che vogliono intervenire per la discussione generale? Chiudo la discussione generale e passiamo al passaggio degli articoli. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato il passaggio degli articoli. Andiamo all'articolo 1, non ci sono emendamenti, quindi metto in votazione l'articolo 1, chi è favorevole rimanga seduto e chi è contrario si alzi. L'articolo 1 è approvato. Andiamo all'articolo 2, non ci sono emendamenti sull'articolo 2, metto in votazione l'articolo 2, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 2 è approvato. Articolo 3, non ci sono emendamenti, metto in votazione l'articolo 3, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 3 è approvato. Articolo 4, norma finale, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 4 è approvato. Mettiamo in votazione il disegno di legge numero 382. Colleghi, se prendete posto. Prima mettiamo in votazione il disegno di legge 302, che invito i colleghi a prendere posto perché si vota in maniera elettronica e si vota chi è favorevole al disegno di legge verde, chi è contrario al rosso, chi si astiene bianco. La votazione è aperta. Aspettiamo. Aspetta, Falcone. No, no. Tenga premuto, assessore Falcone. Stai votando, Marco. Stai votando. No, ora no, lascialo, così ora sì. La votazione è chiusa. Favorevoli 38, il disegno di legge 382 è approvato. Colleghi,
Registro il voto favorevole dell'onorevole Miccichè. Prego, onorevole De Luca. Presidente, semplicemente per ringraziare il Governo, i colleghi, l'Aula tutta e in particolare anche dedicare un pensiero al collega Burtone che oggi non ha potuto partecipare ai lavori per dei motivi determinanti di salute, ma sono sicuro che lo stesso collega Burtone, che ha dato un contributo fondamentale per la redazione di questo disegno di legge, sarà più che felice di averlo approvato oggi, per il semplice motivo che questo è un disegno di legge che prima entra in vigore e maggiori sono le possibilità di intercettare e quindi di salvare un bambino o una bambina che portano purtroppo questa terribile malattia. E sono molto felice perché è una norma che qualifica questo Parlamento e questa Regione, perché sarà una delle prime regioni, la Sicilia, che andrà a eseguire questo screening neonatale in attesa che il governo centrale lo inserisca tra i LEA e quindi lo renda obbligatorio su tutto il territorio nazionale. Un ringraziamento poi insieme ai colleghi di Commissione e agli uffici del Governo e all'assessore alla sanità, che oggi mi spiace non ci sia, perché anche gli uffici hanno collaborato in maniera solerte e seria a questo disegno di legge, il personale della Commissione che è sempre presente con le sue competenze ed ausilio a tutti i disegni di legge che vengono presentati in Commissione Sanità, per cui il ringraziamento va a tutti. Questa è una buona legge che sicuramente avrà qualche effetto positivo sulla sanità dei siciliani, delle famiglie e soprattutto dei più piccoli. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Prego onorevole Leanza. Vuole intervenire? Prego. Grazie Presidente, solo per manifestare la nostra felicità per l'approvazione di questo disegno di legge. Ci abbiamo lavorato tanto in Commissione Sanità, l'onorevole Burtone, che come hanno detto già altri colleghi, hanno ricordato, non poteva essere presente oggi, ha fortemente sostenuto questo disegno di legge. È un passo avanti per la nostra Regione che finalmente si allinea rispetto al resto d'Italia, al resto della Nazione, sull'obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale. Un passo avanti, un disegno di legge che introduce questo screening neonatale, l'obbligatorietà di questo screening neonatale, che possa essere un auspicio per l'allineamento della Sicilia anche su altri settori rispetto alla nostra nazione. Grazie. Grazie onorevole Leanza. La seduta è rinviata a martedì alle ore 15. La seduta è chiusa.